Governatore Federica, la Regione insieme a Autovie Venete è pronta a mettere in atto una serie di azioni e di investimenti per favorire quello che è il diminuzione del grande flusso estivo che creerà comunque sicuramente degli ingorghi. Sì, noi in una situazione ovviamente critica con i lavori sull'autostrada per creare la terza corsia stiamo cercando di mettere in atto quelle misure per agevolare queste criticità che oggettivamente ci saranno, però abbiamo creato questo piano straordinario per diminuirle il più possibile, con un investimento di 600.000 euro per gli ausiliari del traffico, quindi per le vie alternative a quella autostradale quando si congestiona l'autostrada e quindi migliorare in caso di emergenza quel tipo di mobilità. In secondo luogo il limite di 60 all'ora per i mezzi pesanti e quindi cercare di diminuire le possibili criticità legate ad incidenti autostradali. Terzo luogo, che è la parte principale, quella di ridurre il più possibile i tempi per l'esecuzione dell'opera. Rispetto anche ai contratti in essere, noi pensiamo di poter ridurre di mesi e quindi andare a guadagnare soprattutto un periodo estivo, e parlo quello del 2020, così da poter rendere finalmente la nostra regione per quanto riguarda la viabilità autostradale al passo coi tempi, con una terza corsia che possa garantire il diritto alla mobilità dei nostri cittadini. Assessore Pizzimenti è stato appena quindi citato come soggetto attuatore da parte del commissario della 4, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica, e si pensa già quindi a una serie di misure da mettere in atto immediatamente per fronteggiare questo esodo estivo. In particolar modo anche c'è un finanziamento della Regione per favorire quello che è il flusso extra A4 nel momento delle emergenze. Sì, in effetti sono due i problemi, uno all'interno della 4, uno all'esterno della 4 quando succedono degli incidenti in autostrada. Per quanto riguarda l'esterno, la Regione ha stanzierà comunque, siamo in procinto, in accordo col Comune di Latisana, 600.000 euro per un anno per poter attingere alle graduatorie degli ausiliari del traffico e quindi collocarli nei punti cruciali del tratto San Giorgio-Latisana. In particolar modo nei punti in cui ci sono i semafori, e quindi togliere momentaneamente il semaforo per poi gestire il flusso con degli uomini preposti. Presidente Castagna, lei oggi ha rilevato quanto è importante finire quanto prima i lavori del terzo lotto, in quanto non ci sono serie alternative extra A4 in quel tratto, e soprattutto ha evidenziato anche che ci sono stati degli incidenti, anzi che gli incidenti sono diminuiti nel momento in cui è stato completato il lavoro su alcuni tratti, per cui adesso cosa farà Autovie per fare di tutto per velocizzare? No, devo dire che abbiamo un ottimo rapporto con le imprese appaltatrici, devo dire anche che queste imprese hanno anche loro interesse ad accelerare il più possibile perché hanno un premio di accelerazione e quindi hanno tutto l'interesse. Però le indicazioni che noi abbiamo è che il ritmo dei lavori è così importante da forse auspicare anche un anticipo rispetto alla data prevista non solo quella contrattuale, ma prevista dall'ottenimento del premio d'accelerazione da parte delle imprese. A settembre ci saranno le prime deviazioni di traffico su piccoli tratti e alla fine dell'anno ci sarà la prima deviazione importante del traffico sulla prima campata del ponte sul tagliamento. Quello sarà proprio il momento in cui capiremo quando ci sarà la fine dei lavori, che noi auspichiamo che siano, come dicevo, a metà del 2020, quindi prima dell'estate.